Eccoci di nuovo in diretta, edizione straordinaria dei nostri telegiornali dedicata all'avvio presso la Corte d'Assise di Venezia del processo a carico di Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin. In questa prima parte vi abbiamo raccontato quello che sta accadendo in aula. Il giudice sta ora valutando la richiesta di costituzione di parti civili da parte di 12 tra associazioni e comuni, oltre naturalmente a quella della famiglia di Giulia Cecchettin, quindi molto probabilmente si riprenderà intorno a mezzogiorno. Ricordiamo che Filippo Turetta è accusato di omicidio con l'aggravante della premeditazione, ma anche con altre aggravanti molto importanti che appunto vedremo poi se verranno accolte. Quella della premeditazione naturalmente è la principale, proprio perché è quella che potrebbe fare la discriminante tra l'ergastolo o meno. Premeditazione, crudeltà, efferatezza e stalking, dicevamo le aggravanti, nonché è accusato di occultamento di cadavere. C'è quindi questo momento di pausa e per quanto riguarda appunto il dibattimento, noi ora nel prossimo servizio vediamo di ricostruire la vicenda di Giulia Cecchettin dai primi diciamo appelli che erano stati lanciati quando i due giovani erano scomparsi fino all'interrogatorio di Turetta nel servizio, le tappe dunque della tragica fine di Giulia Cecchettin. Io voglio fare l'appello a tutti e due, perché spero che ci ascoltino in qualche maniera, che la radio della macchina sia accesa e funzionante. Filippo e Giulia, fatevi sentire, noi vi aspettiamo a braccia aperte. Qualsiasi cosa sia successa, noi siamo pronti ad accogliervi come prima e anche meglio. È lunedì 13 novembre quando Andrea Camerotto, zio di Giulia Cecchettin, lancia ai nostri microfoni il primo appello di una serie diretto alla nipote e a Filippo Turetta. Dei due giovani infatti si sono perse le tracce da sabato sera. La denuncia all'indomani viene presentata da entrambe le famiglie. Ufficialmente scomparsi, ogni interrogativo è aperto, così come la speranza di poterli riabbracciare in tempi brevi. I carabinieri iniziano le loro indagini. Sui social il tam tam degli amici è incessante. Si cerca una Fiat grande punto nera e la macchina del ragazzo. Erano stati a mangiare un panino alla nave De Vero Giulia e Filippo, che continuavano a frequentarsi anche se la loro relazione era finita ad agosto. Tutti e due studenti al corso di ingegneria biomedica a Padova, ma lei, Giulia, si doveva laureare a giorni. La discussione della tesi già fissata per giovedì mattina, Filippo invece ha qualche difficoltà ed è indietro con gli esami. Tutto tace, l'auto sembra essere stata inghiottita, nessun segnale apparente. Martedì 14 le due famiglie si ritrovano per un messaggio congiunto. Gino Cecchettin, papà di Giulia da una parte, Nicola Turetta e la moglie Elisabetta Martini dall'altra, la voce trema, gli sguardi persi. L'appello che facciamo è chiaramente quello ai ragazzi di contattarci o di tornare spontaneamente, non sappiamo dove siano esattamente, e chi li vede di contattare o le forze dell'ordine, il 112 o comunque i numeri che sono girati. L'auto è sempre la Fiat Punto nera targata FA015YE. Che si faccia sentire, perché si faccia sentire, ci dia notizie di lui e della Giulia. Siamo preoccupati e vorremmo che ci contattasse.
Cominciano a uscire le prime indiscrezioni, avvistamenti, ipotesi. Un primo frame viene mostrato in esclusiva da Media Nord-Est. È il passaggio dell'auto registrato tra sabato e domenica a Zero Branco a mezzanotte e 43 minuti. A Fossò, in zona industriale, l'attenzione si concentra su una chiazza di sangue. Si inizia a parlare di un'aggressione catturata dal sistema di videosorveglianza di un'azienda. La mobilitazione ormai generale, droni ed elicotteri sorvolano mezzo Veneto alla ricerca di tracce dall'asta del Piave al Cansiglio. Giovedì c'è chi crede in un piccolo miracolo, ovvero che Giulia possa presentarsi alla propria laurea. Negli studi non si era mai risparmiata, anche dopo la morte della mamma Monica, poco meno di un anno fa. La sorella Elena annoda i fiocchi rossi ai cancelli della casa di Vigonovo. È qui che si spera e si combatte, con pensieri che diventano sempre più cupi man mano che passano le ore. Noi speriamo sempre che ritorni e cioè non è neanche tanto per la laurea, più ormai, nel senso, a me non importa della laurea, mi basta vederla. Ogni giorno che passa è sempre peggio. E anche le forze sento che vengono meno, perché io riposo ma mi sveglio sempre più stanco del giorno precedente, e mi sono svegliato stamattina ed ero distrutto, perché dico, io non dovrei essere qui davanti a voi, dovrei essere lì che festeggio assieme a mia figlia. Quasi in contemporanea, all'esterno della caserma dei Carabinieri di Teolo, Nicola Turetta si rivolge al figlio. Sarà l'ultimo appello prima di sprofondare nell'abisso. Filippo, amore, siamo qua, ti aspettiamo, qualsiasi cosa sia successa, fatevi sentire, venite a casa, e qualsiasi cosa si risolve. Venerdì 17 novembre la svolta arriva poco prima di mezzogiorno con la Procura della Repubblica di Venezia guidata da Bruno Cherchi, che conferma di aver indagato Filippo per tentato omicidio. Con una formulazione giuridica si dà sostanza al pensiero di tanti. Quel tentato però continua a tenere accesa una piccola luce, mentre le ricerche si spostano sull'Ongaronese, nella Valcellina, nel lago di Barcis. I familiari di Giulia si affidano all'avvocato Stefano Tigani. È un'attesa molto snervante, e anche perché chiediamo che ci siano dei risultati a breve, ma su questo, ripeto, non voglio andare oltre, perché abbiamo visto un dispiegamento di forze quasi senza precedenti, quindi ne prendiamo atto. Come ho detto, lo apprezziamo, ma certo la preoccupazione è sempre maggiore, evidentemente. L'iscrizione nel registro degli indagati permette agli inquirenti di procedere con le prime perquisizioni nell'abitazione dei Turetta a Torreglia. Si cercano riscontri. Dove si trovano Giulia e Filippo? La ragazza può essere ancora salvata? Filippo, la sequestrata, sono ancora in Italia o per caso hanno varcato il confine? Si guarda all'Austria, a Lienz. Lì porterebbero i frame delle varie telecamere. Viene emanato un mandato di cattura europeo. Dubbi atroci che sabato mattina lasciano spazio alla prima drammatica certezza. C'è un corpo tra il lago di Barcis e Piancavallo ed è quello di una giovane donna. Si tratta proprio di Giulia. È la fine di ogni speranza. L'area del ritrovamento viene isolata, la salma recuperata sotto una grande roccia in un dirupo è coperta con dei sacchi neri. La prima ispezione esterna parla almeno di una ventina di fendenti. All'orrore si aggiunge orrore. Papà Gino esce di casa scortato dai carabinieri. Diretto in questo angolo di Pordenonese dovrà riconoscere il corpo della figlia. Ecco il papà. Al suo rientro a casa a metà pomeriggio, solo poche parole, Vigonovo attonita si stringe in un abbraccio collettivo. Condoglianze, Gino, condoglianze. Condoglianze, signor Gino. Condoglianze. Abbracci anche i figli da parte nostra. Scusateci. No. Il dolore e la dignità di Gino da una parte, il silenzio dei Turetta dall'altro. Filippo ancora non si trova. È vivo e se sì dove o ha commesso un gesto estremo? Le ipotesi a questo punto sono due e non ci vorrà tanto per sciogliere il nodo. Sabato sera la Fiat Grande Punto di Filippo si ferma su una corsia di emergenza di un'autostrada tedesca, la A9, a circa 150 km da Lipsia. La benzina è finita, le luci spente. Agli agenti tedeschi che lo identificano, il ragazzo appare stanco e rassegnato. Non oppone alcuna resistenza. La notizia viene diramata solo domenica mattina dopo le 9. Parla il suo avvocato d'ufficio, Emanuele Compagno.
Io mi sono messo in contatto con le autorità appunto tedesche, sto cercando di parlare con il commissariato dove lui si trova per cercare anche di chiedere che mi facciano parlare con lui per capire come sta e di che cosa ha bisogno. Io sono Giulia. Da Treviso, dove si trova per uno dei tanti flash mob spontanei organizzati per Giulia, il ministro alla giustizia Carlo Nordio assicura tempi brevi per l'estradizione. Saranno rapidissimi. Saranno rapidi? Sì, in questi casi sono molto rapidi. Ok. Probabilmente questo adesso diciamo, tutto dipende dalla magistratura di Venezia, ma giuridicamente i tempi sono molto rapidi. Ma è alle 5 di domenica, poco più, poco meno, che le famiglie scelgono di parlare. A Torreglia, Nicola Turetta appare sotto shock. Non riusciamo a capire come possa aver fatto una cosa così. Un ragazzo che abbiamo cercato di dare tutto quello che potevamo dare, e penso fino a quel maledetto sabato, che praticamente sembrava che facesse, ha sempre comportato un ragazzo che purtroppo io da padre l'ho giudicato, pensato che fosse un figlio perfetto. Non è concepibile, non ci deve essere qualcosa che gli è entrato in lui, non so, qualcosa nel cervello, gli è scoppiata una valvola, non lo so. Però voglia di riabbracciarlo, di vederlo, suo figlio. Questo è un'altra, quando mi hanno detto che l'hanno trovato e che se volevo anche andare in giro, è una cosa dura, non sapevo più se non è quella cosa che, perché non è che sia tornato da un viaggio, e quindi dico ma sì, perché avrei preferito che forse la cosa finisse in un altro anche modo. Purtroppo sì, però dopo è mio figlio e quindi ho detto devo dargli forza che comunque la vita deve andare avanti. A Vigonovo, Papagino e la sorella Elena cercano di trovare un senso al loro dolore. A noi come famiglia ovviamente Giulia manca tantissimo, l'avrete visto dai miei messaggi di questa mattina, però dobbiamo farci forza e guardare al futuro. Lei proprio stamattina ha lanciato un messaggio a tutte le donne, a tutte le ragazze. Assolutamente a tutte le donne. Guardatevi bene nella vostra relazione, purtroppo il tempo è passato, è troppo tardi adesso. Facciamo qualcosa per chi ancora ha la possibilità di restare qua. Bisogna prendere questa cosa come un esempio e trasformarla in potere per trasformare quella che sarà la vita di altre persone nel futuro, perché starcene qua con le mani in mano a piangere non serve a nulla. Dobbiamo proteggere le ragazze del futuro e le ragazze del presente che sono ancora qui con noi oggi, perché Giulia questo avrebbe voluto. Rabbia, sdegno, sconcerto, l'intero paese attraversato da pesanti interrogativi. Il dibattito diventa anche sociale e politico, non si ricordano precedenti del genere in Italia. Intanto l'indagine prosegue, si devono ripercorrere i 7 giorni di fuga di Filippo nel cuore dell'Europa, ma soprattutto gli ultimi istanti di vita di Giulia, che vengono collocati temporalmente quel maledetto sabato sera, quando Filippo la riaccompagna a casa. L'inferno in poco più di mezz'ora. Alle 23:18 un vicino di casa di Giulia segnala al 112 l'aggressione di un ragazzo nei confronti di una ragazza in un parcheggio di via Aldo Moro. Parla anche di un'auto scura, quella stessa auto che alle 23:31 entra nell'area industriale di Fossò, a circa 4 chilometri di distanza da Vigonovo. 9 minuti dopo, alle 23:40, Giulia viene inquadrata mentre fugge dalla vettura, ma Filippo la raggiunge e la butta a terra per poi riportarla verso la Fiat e accoltellarla. Alle 23:50 inizia la fuga del giovane, che verso le 3 raggiunge la strada secondaria tra Barcis e Piancavallo, dove si sbarazza del corpo. Mentre la procura parla di crudeltà, si apre anche un altro fronte sul perché le forze dell'ordine non siano intervenute subito nell'immediatezza della segnalazione partita da Vigonovo. Lo stesso comando dei carabinieri ha fatto sapere che in quella telefonata arrivata al 112 il testimone parlava di una lite tra 2 persone che erano già risalite in auto e si erano allontanate. Inoltre l'uomo non era riuscito ad annotare la targa e che a quell'ora di sabato c'erano altri interventi in atto da parte delle pattuglie. Un approfondimento interno all'arma è stato comunque avviato. Comincia anche a delinearsi la natura del rapporto tra i 2 giovani, con Giulia che confidava alle amiche la sua angoscia.
Mi sento in una situazione in cui appunto vorrei che sparisse, vorrei non avere più contatti con lui, però allo stesso tempo lui mi viene a dire cose del tipo che è super depresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire, che vorrebbe uccidersi, che non trova più un senso per andare avanti. Mentre giorno dopo giorno si aggiungono dettagli dai coltelli ritrovati allo Scotch, il 25 novembre Turetta torna in Italia e viene portato nel carcere di Montorio nel Veronese. È uno dei pochi dotati di un'area per la prevenzione dei suicidi. L'avvocato di fiducia Giovanni Caruso lo incontra poco dopo l'arrivo. È adeguatamente assistito e protetto in una carcere di grande sicurezza, tranquillante dal punto di vista della anche sorveglianza contro eventuali situazioni suscettibili di essere degenerare o di degenerare. Il primo interrogatorio viene fissato il 28 novembre, ma Filippo fa scena muta. La procura ritenta venerdì 1 dicembre e il ragazzo per 9 ore racconta la sua verità. Confessa l'omicidio, di aver fatto una cosa orribile. Giulia era mia e solo mia. Lei non poteva essere di altri, le parole che raccontano di un'ossessione. Turetta dice al PM, Andrea Petroni, di non capire cosa gli sia passato per la testa. Quando il 22enne di Torreglia parla delle coltellate, gli inquirenti chiedono conto ai medici legali che in contemporanea, coordinati da Guido Viel, stanno eseguendo l'autopsia sul corpo della giovane a Padova, un esame durato 14 ore che sembra confermare la morte per dissanguamento. Giulia avrebbe tentato in tutti i modi di difendersi, le ferite alle mani lo starebbero a dimostrare, con la morte sopraggiunta a ridosso della seconda aggressione, quella di Fossò. La partita giudiziaria a questo punto si giocherà sulla premeditazione, inevitabile una perizia psichiatrica su Turetta, ma questa storia, ormai lo si è capito, andrà oltre l'aula di un tribunale. È la promessa di un padre alla figlia e di una comunità che non può e non deve dimenticare. Per oggi siamo qui per Giulia e dobbiamo ricordare che da questo tragico evento deve nascere qualcosa. Vanno bene i messaggi che state dando, vanno bene i minuti di silenzio o di rumore, ma quelli poi finiranno. Quindi io voglio che tutti i giorni ognuno di noi si guardi nella vita, nella propria vita, provi a fare anche solo un pensiero su quello che potrebbe fare per migliorarla, non nei propri confronti, ma nei confronti della persona amata, nelle persone vicine, negli amici e soprattutto nelle donne. Ecco, allora nel servizio la ricostruzione del dramma di Giulia Cecchettin dal momento della scomparsa sino purtroppo al terribile epilogo. Questa mattina dunque è cominciato in Corte d'Assise a Venezia il processo a carico di Filippo Turetta. Stiamo seguendo appunto in questa lunga edizione straordinaria del nostro telegiornale l'evolversi della vicenda. Vi presento intanto le ospiti di questa seconda parte della diretta. Benvenute, grazie per essere con noi, l'avvocato Maria Stella Di Bartolo, presidente del Centro Antiviolenza di Treviso, e la dottoressa Monica Inio, coordinatrice del Centro Antiviolenza di Treviso, psicologa e psicoterapeuta. Ma prima di iniziare vorrei che ci collegassimo di nuovo in diretta con il nostro Christian Arboit, che appunto da questa mattina davanti a Palazzo di Giustizia sta seguendo la vicenda. Vi ricordo che abbiamo anche un'altra troupe all'interno dell'aula con Ilaria Marchiori. Ovviamente coloro che sono all'interno dell'aula sono praticamente blindati, per cui non possono uscire né aggiornarci su quanto sta succedendo, aggiornarci in diretta naturalmente. A te, Christian.
Sì Marta, buongiorno di nuovo. Allora, alle 12 a mezzogiorno il giudice darà le sue prime determinazioni. C'è attesa, ho parlato poco fa, ma non rilascia al momento dichiarazioni pubbliche con l'avvocato Tigani che rappresenta i familiari di Giulia Cecchettin. Con lui c'era anche l'avvocato Piero Coluccio che rappresenta lo zio Alessio Cecchettin, e anche loro sono in attesa di questa prima pronuncia chiaramente interlocutoria. Bisogna anche capire se poi finirà tutto così, se questa udienza finirà quindi con le determinazioni di giornata o se si andrà oltre, quindi si comincerà anche a parlare di prove, di ammissibilità delle prove, e lì ovviamente si entra anche nella tecnica processuale. Diciamo che è una prima udienza e come tutte le prime udienze serve per misurarsi, serve anche per annusarsi, passatemi il termine, quindi studiare le linee, capire quali potrebbero essere le linee di accusa e di difesa. Da una parte ovviamente c'è la famiglia Cecchettin che chiede giustizia, dall'altro c'è Filippo Turetta, reo confesso, ma per l'appunto restano tanti nodi da sciogliere, soprattutto a livello di aggravanti. La premeditazione, l'aggravante della premeditazione associata all'omicidio volontario, alla crudeltà e alla efferatezza porta direttamente all'ergastolo e all'esclusione di qualsiasi rito alternativo. C'è anche il vice sindaco, vedo il vice sindaco di Treviso Alessandro Manera. Stanno arrivando nuovamente i familiari di Giulia, Gino Cecchettin, lo zio. Ecco, vediamo il suo stato d'animo. Gino, vuole dirci qualcosa? Dopo, alla fine. Grazie. Ecco, quindi Marta, è chiaro, Gino Cecchettin mantiene assolutamente la linea, non dà indicazioni, non dice nulla al momento, è una posizione assolutamente comprensibile, anche perché appunto è tutto in evoluzione. Lo stesso Gino nella giornata di ieri nel corso di un'intervista ha detto che questa sarà probabilmente l'unica udienza del processo alla quale parteciperà, perché troppo dolore, perché pensate al carico emotivo, pensate a cosa significhi per un padre che fin dall'inizio ci ha messo la faccia, cosa significhi ripercorrere ancora una volta tutti quei fotogrammi infernali che hanno portato alla morte della figlia, quella maledetta sera, quel maledetto sabato sera tra Vigonovo e Fossò, comuni che tra l'altro hanno chiesto e hanno presentato la costituzione di parte civile. Questa è la prima di fatto. È la prima richiesta sul tavolo, ma questo è il rito processuale penale, quindi si inizia sempre dalle costituzioni di parte civile, poi c'è l'ammissibilità delle prove e quindi bisogna capire se già nella giornata di oggi ci saranno delle richieste in tal senso da parte appunto della difesa, ma staremo chiaramente a vedere. Allo stato attuale è tutto prematuro, resta la pronuncia, questa prima pronuncia chiaramente interlocutoria, attesa per mezzogiorno. C'è da capire, nessuno lo ha capito, se in questa pronuncia interlocutoria ci sarà anche una prima calendarizzazione per quanto attiene le prossime udienze. Intanto Simone
Merlo vi ha mostrato le immagini di Gino e dei familiari che sono rientrati dopo aver preso una boccata d'aria, sono rientrati a Palazzo di Giustizia. Vedete sempre Gino come sia una persona estremamente garbata anche nei confronti dei giornalisti che in questi mesi hanno fatto pressione, molto rispettoso anche del lavoro altrui, questo va assolutamente detto. Marta, per il momento è tutto, se avrò degli aggiornamenti mi sto confrontando anche con Ilaria Marchiori che si trova all'interno, lo ricordo, con Sandro Ponchio, se avrò degli aggiornamenti ti richiederò la linea. Grazie a Cristian Arboit e a Simone Merlo per la parte tecnica di questi collegamenti in diretta da Palazzo di Giustizia. Allora, Maria Stella Di Bartolo, presidente del Centro Antiviolenza, nonché avvocato, quindi riesce anche a inquadrare meglio, no, tutto quello che stiamo dicendo dal punto di vista giudiziario. Chiaramente il caso di Giulia Cecchettin, lo dicevamo all'inizio della trasmissione, è diventato un po' il simbolo del femminicidio ed è riuscito, come dire, a smuovere anche le coscienze, anche grazie all'atteggiamento del papà, dei familiari di Giulia, che si sono attivamente impegnati nel costituire questa fondazione che possa in qualche modo aiutare le donne, ma aiutare anche gli uomini a prendere consapevolezza, no? Le donne possono proteggersi, se ne accennava prima, no? Quando vedevamo il servizio, quando abbiamo sentito le parole di Giulia all'amica al telefono, no? Alla fine questa ragazza era quasi più preoccupata del male che lui si poteva fare e non riusciva a vedere magari quello che lui poi avrebbe potuto fare e ha fatto a lei. Ma io vorrei dire questo, la morte di Giulia e l'atto di estrema violenza che Giulia ha subito dimostra drammaticamente come pur essendo donna, una ragazza con una solida famiglia alle spalle, con una attiva nello studio, con amicizie, la violenza l'ha toccata. Per dire, come il fenomeno della violenza di genere è un fenomeno che non guarda in faccia a nessuno, non guarda le classi sociali, non guarda l'aspetto culturale. L'età anche, perché abbiamo visto, no, dalle ragazze alle donne, ecco, anche settantenni, insomma, che purtroppo noi subiscono violenza. Attualmente stiamo registrando, poi la dottoressa Inio me ne potrà dare conferma, che le giovani ci preoccupano molto, perché nei rapporti maschi-femmina giovani attualmente registriamo un abbassamento del livello di attenzione su quelle che sono le dinamiche del rispetto e che velocemente virano verso atteggiamenti violenti nell'espressione, violenti nel comportamento, ad esempio il famoso ipercontrollo che anche mi pare Turretta tentasse di attuare nei confronti, o avesse attuato nei confronti di Giulia, quindi il fatto che lei sia stata una ragazza che veniva fuori da una famiglia attenta non l'ha salvata, perché lei era più... non saprei neanche cosa dire, perché da quello che dal servizio che abbiamo appena guardato, lei era molto più preoccupata che si facesse male lui, non di essere lei attenzionata. Ma noi come centro antiviolenza, e lo diciamo, donne, non accettate l'ultimo appuntamento, non andate da sole. Monica? Dottoressa Inio, voi purtroppo questi casi li trattate, li vedete quotidianamente, no?
Sì, il Centro Antiviolenza Telefono Rosa è un'associazione che è nata 38 anni fa, per cui in questi 38 anni migliaia e migliaia di donne si sono succedute. E la linea di demarcazione tra la minaccia e la violenza agita non è possibile individuarla da parte di tutti gli operatori, né dalle forze dell'ordine, né dai servizi sociali, né dai centri antiviolenza, non sappiamo. Per cui quello che possiamo fare è di porre la massima attenzione e fornire alle ragazze, alle donne, tutti quelli che possono essere degli strumenti preventivi di attenzione. Quindi, come diceva l'avvocato Di Bartolo, non accettate l'ultimo appuntamento, bloccate, rivolgetevi alle forze dell'ordine. Se vedete che in un determinato momento l'uomo sta perdendo il controllo e quindi ci sono dei chiari segni di riconoscimento nel volto paonazzo, nelle vene del collo ingrossate, in quel momento qualunque cosa dite o fate è pericolosa. Quindi silenzio, cercare di chiudersi in una stanza, uscire di casa se lui va in un'altra, chiamare le forze dell'ordine, quindi non rischiare. Poi dobbiamo considerare il coinvolgimento emotivo che c'è dietro a tutto questo, perché anche persone che formate, quindi anche a successo, anche ad avvocate, purtroppo il lato emotivo in quel momento è forte, si pensa sempre lui cambierà. È fondamentale considerare quello che è il ciclo della violenza. Il ciclo della violenza presuppone un momento di agitazione, la fase agita, ma poi c'è la cosiddetta luna di miele. In cui lui torna buono, fa delle promesse, dice che cambierà e la donna è un po' la croce rossina che lo salva, io ti salverò molto spesso. Diciamo che tanti anni fa, quando ho iniziato il mio impegno al Telefono Rosa, avevo un'immagine dell'uomo maltrattante, quasi una sorta di uomo ignorante, incolto, violento, volgare. In realtà gli uomini che agiscono violenza appartengono a tutte le classi sociali, un fenomeno trasversale. E quindi la donna già allora dice: chi mi crederà mai che lui mi maltratta, che lui mi picchia, quando al di fuori la sua immagine è l'immagine dell'uomo perfetto. Dell'uomo perfetto, e questo è anche uno degli aspetti, no, sicuramente sì, che preoccupano molto. Allora, dalla regia mi avvisano, abbiamo la pubblicità, allora ci fermiamo per qualche istante, ci rivediamo tra pochissimo, restate con noi.